Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video andiamo a parlare di due notizie, una che riguarda il Napoli e una Juventus. Partiamo da quella della Juventus. Allora, premessa, oggi non usciranno video delle carte perché non sono passato a prenderle. Penso che le usciranno tra, penso oggi o nel weekend, quindi o sabato o domenica, penso più su domenica che sabato, Ehm, oppure la settimana prossima, non so, devo regolarmi un po' con gli impegni, però vabbè. Allora, partiamo subito, partiamo con quella della Juventus, non parto da quella, da quella della Juventus, no, perché sono Juventino, lo sapete, io sono napoletano, ma solo perché considero un poco più importante ehm, questa qua della Juventus rispetto a quella del Napoli. Lo dico perché mi sono arrivati dei commenti sotto alcuni shorts dove mi dicono, dove parlavo del post partita della Juve, non mi ricordo di quale partita, però mi hanno detto, ah, tu sei Juventino perché volti i post partita della Juventus. No, io volto post partita solo del Napoli. Però, vabbè, poi in pratica Spalletti alla Juventus, ufficiale, è arrivato il comunicato ufficiale, ve l'ha detto oggi Fabrizio Romano, però il buon Batman napoletano l'ha detto già prima che è ufficiale, contratto fino al 2026, quindi di un anno, a giugno fine 2026, più rinnovo fino al 2027-28, non ricordo, se la Juventus si qualifica alla Champions League, se quest'anno arrivano tra le prime quattro posizioni, quindi la Champions League, solo se si qualifica in caso viene esonerato. Poi lo stipendio lo sapete, 2,6 milioni più qualche bonus che dovrebbero arrivare circa 3 milioni, sì 3 milioni. Poi parliamo del Napoli, di cui parlo, una notizia uscita stamattina verso le 8. Io la sono andata a riprendere prima che registravo, quindi verso le 2 meno 10 perché stava a scuola. Però vabbè, dove Dani Cerebracos, centrocampista del Real Madrid, arrivare a Napoli, centrocampista del Real Madrid, ma a gennaio ci sono stati questi primi contatti col giocatore. Arriveranno notizie più approfondite nei prossimi giorni. È stato contattato il giocatore dove il Napoli ha proprio visto l'infortunio di Kevin De Bruyne che dovrebbe ritornare verso febbraio, gennaio-febbraio, il Napoli si sta tutelando con appunto Dani Cerebracos che vuole più tempi di gioco, più minuto di gioco, più minutaggi. Ehm, diciamo una centralità migliore rispetto a quella del Real Madrid. Non vi nascondo che in estate già si era parlato di un addio in qualche squadra tedesca. Al momento non ricordo se il Borussia Dortmund o un'altra, non lo ricordo. Però poi non se ne è fatto niente. Però il Napoli garantisce più un minuto di gioco e diciamo una centralità nel progetto del Napoli migliore rispetto a quella che aveva con Real Madrid. E lo stipendio non mi sono arrivate notizie sul probabile stipendio, però io presumo su 5 milioni, meno di 5 milioni, penso massimo 4 milioni 4 milioni e 9 di base fissa, più c'è qualche bonus che arrivano a 5 milioni. Non lo so, questa è un'ipotesi che sto facendo io, quindi non fate tanta sicurezza su quello che vi dico, quindi penso che ve lo dirò appunto come detto prima, ve lo dirò dopo ehm, dopo qualche giorno che arriveranno più notizie riguardo a questa notizia.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, fatelo girare con più persone possibili, così arriviamo prima a 50 iscritti e potremo fare le live. E in descrizione vi lascerò il gruppo Telegram, mi raccomando iscrivetevi anche lì e lasciate un bel like, cioè, il massimo che questo video deve arrivare è 3 like. Vabbè, ciao.